Bella raga, ciao a tutti il commento veneziano. Noi non siamo in commento né in live perché fino al 22esimo giro il microfono era spento, lasciamo perdere per quelle palle girate da morire. E quindi se il video è corto non preoccupatevi, non mi sono ritirato, lo posso spoilerare, ma semplicemente spiego un attimo questa cosa e poi andiamo a vedere dal 22esimo giro in poi con una chicca. Perché si sono ritirate 8 macchine in 10 secondi con un incidente incredibile a mo' di Spa 98. Quindi raga, adesso facciamo vedere qua, vi faccio vedere senza video, senza audio i primi 3 giri e poi dal 22esimo fino all'ultimo di nuovo il commento in live. Mi dispiace per come Vanessa, lo sapete, mi amate anche per questo. Ok raga, vai. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Splendido, bella mossa. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Allora ragazzi, analizziamo l'incidente. Siamo su Hamilton, ma qualcosa è successo qua secondo me. Eccolo là. Allora, boom. Allora, lui si ritira. Oh, madò. No, no, pazzesco. Boom, mamma. Mamma mia. No.
Guardate che roba! Mamma mia, che incidente, ragazzi. Ecco, così ve lo posso commentare così. Mi scuso ancora per il problema al microfono. Mamma mia. C'è il problema, l'incogliamento veneziano. Questo è l'incidente, signori. Questo è l'incidente. Adesso andiamo con... diciamo, spieghiamo un attimo la gara, prosegue. Pim pum pam. E ci ribecchiamo per gli ultimi, diciamo, mi sembra 12-13 giri. Mi scuso ancora per il microfono. Andiamo. Non ci credo, ragazzi. Io non ho parole per descrivere quello che sto per dire. Cioè, mi sono fatto 21 giri e il microfono non era, come si dice, aperto. Non ho parole, raga, non ho parole. Ma porca. Ma vaffanculo, come te. Che rincoglionito che sei. Adesso devo capire come fare. Che dire, cioè ho commentato una gara pazzesca. Dove ci sono stati 9 ritiri, 8 in 10 secondi. Dovrò tagliare qua per forza. Ma vaffanculo, guarda, cioè, ma io dico, cioè, come si fa andare tutto e ti accorgi al 22esimo giro che il microfono è aperto ma spento, cioè è spento ma è aperto ma spento, grande Kuma. The Fantastic Kuma, The Fantastic. Questo è il Kuma che vogliamo. Dai, mi volete bene soprattutto per queste cose, lo so. Lo percepisco. Comunque, raga, parlando adesso che possiamo. Abbiamo un'occasione unica di vincere la gara. Adesso mettiamoci un attimo a regime, nel senso... E dopo proviamo il fastest lap. Veramente passo gara meraviglioso, nel senso sapevamo che era una gara favorevole per il Kuma e il Catalogna era sempre stata, però anche per la Red Bull. Adesso non vedo Verstappen che ha perso position, è un po' imbottigliato tra con Perez e Bottas. Dovremmo finire tutti e due sul podio salvo errori. Ma Dio Cristo, il microfono, come porca miseria, svegliati rimbambitus. Dai. Cioè, l'occasione unica, diciamo che gli 8 ritiri in 10 secondi mi hanno aiutato un bel po'. Anche se comunque ero già primo. Poi vabbè, il ritiro di Vettel soprattutto, però il discorso è che proprio non... Cioè, spero a questo punto potremo commentare, se riesco a vedere il replay, potremo commentare quel che è successo. Che vaneggio, mamma. Aumentiamo l'erogazione delle RS e consumiamo un po' della sua energia. Quindi dovrò fare un po' di differita, raga. Tanto Verstappen terzo, ok. Almeno adesso il commento è in diretta. E meno male che me ne sono accorto, perché sennò, ciao, vabbè. Do not parole. Cioè non posso buttare via una gara così. Adesso proviamo il fastest, 5 secondi da Bottas che con il pit ho recuperato. Con la ultima sosta ho guadagnato 3 secondi, cazzo. Non poco. Adesso finita sto giro, andiamo di fastest, proviamoci. Chiaramente sto perdendo, adesso sto cercando di accumulare più benzina e tutto e vediamo se riusciamo a fare
qualche giro record. È nelle nostre mani la gara, non possiamo fallire, onestamente, cioè, veramente sembrare deficienti. Ok, vai. Hot lap. E mo vediamo. Cazzo, già più 83. Bastato un giro e mezzo così. Ah, subito errore. Cioè, porca miseria. Cioè, non ho parole, scusate. Miglior prestazione personale. Allora, al momento ci risulta che la pressione di tutte le gomme sia a zero. Visto che a occhio non mi sembrano a terra, direi che è un problema del sensore. Nulla di preoccupante. Ok, grazie. Non dirmelo allora, stronzo. Ok. Vediamo se riusciamo nell'impresa. Cioè impresa, neanche tanto, in realtà sono da solo, sono primo. Ce la si può fare. Boom. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Ok. Non ci saranno altri ritiri, non credo a sto punto, spero di no, chiaramente non voglio safety car o casini vari. Voglio una gara iper pulita. Un come pretenzioso, ma... stiamo girando bene, comunque per i nostri standard, chiaramente. Ok. Il come non si ferma. Ancora miglior prestazione. Ok, ok. Ah, 003. Peccato. Lo recuperiamo ancora. Ciao Valtteri, ciao. Sta maturando qualcosa di meraviglioso. Che con questa macchina, che ripeto, è la prima del... Cioè, ripeto, non posso ripeterlo perché prima il microfono non c'è. Ma questa è la miglior macchina come prestazioni, quindi... Perché un livello di difficoltà che per me non è semplice. Però gara favorevole, prima macchina, 9 ritiri. Insomma, chiaro che non saranno tutte così le gare, se lo sapete. Beh, abbiamo visto a Baku, insomma, un ritiro così proprio iper beffardo. Il mondo è tutto un po' iper, purtroppo. Stiamo facendo giri fotocopia comunque. Questa è una bella soddisfazione per me. Ho un bel ritmo qua. Questa macchina vola comunque. Manca poco alla prima vittoria della carriera. Sarebbe bello proprio in Catalogna, dove Schumi ha vinto con la Ferrari la prima gara, speriamo. Mamma mia ragazzi, che giri che mi sto sparando, tutti uguali. Per i miei standard e per i miei limiti, modalità veneziano Hammer. Oh, Cioccume, ok.
penso che commenterò i primi 2 o 3 giri e dopo magari il momento dell'incidente devo tagliare, spiegherò subito. Che palle però. Questo è un giro decisamente più lento, è finito già l'hammer mode. Ok, altro giro completato, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 10,2 secondi. Ok. Il distacco dalla vettura dietro di te è 7,4 secondi. Buono. È che stiamo massacrando. Ok. Altro giro completated. 4 giri alla fine. 4 laps remaining. Nell'inglese che ormai ha fatto scuola in tutti gli istituti più belli. Mamma mia, tutti sti detriti che ci cioè qua in curva 1, cioè in curva 1, ciao, vabbè, comunque a inizio tracciato sono tutti i detriti. Oh, cazzo succede? Sono tutti i detriti del max incidente a sto punto che ha coinvolto 8 vetture a mo' di spa. Ho perso 2 secondi, ragazzi. Secondo il simulatore dovresti aver iniziato a sentire i sintomi del logoramento delle gomme. Facci sapere se la situazione peggiora. È una merda la situazione. La situazione è una merda. Ok, i meccanici imposteranno l'aerodinamica su +1. No. Che cazzo vuol dire? Io dico che la situazione è una merda, no, alla +1. Abbassa ala. Imposteremo l'angolo dell'ala anteriore su -1. Alla prossima sosta ala anteriore su -1. Alza l'ala. Alla prossima sosta ai box apporteremo le modifiche all'ala anteriore. L'angolo sarà a +1. Il Kumen si permette anche di vaneggiare. 3 laps. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Veramente gara magistrale del Kumen. Peccato per la pole che non arriva sta prima pole. La potevamo fare tranquillamente qua. La Bottas si sta recuperando a cannone adesso, eh. Altro secondo perso. Mamma mia, il motore a 66%, fioi. Tutti i tifosi del Kumen sono in silenzio. Per questi ultimi 2 laps.
Purtroppo la doppietta Red Bull sfuma. Mamma mia, faccio una fatica con le gomme adesso. Ok. So se parlo poco, ma è chiaro che l'emozione è tanta. Peccato per il vaneggio del microfono. E ragazzi, inizia l'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,4 secondi. Ah, Dio mio, dai, che siamo a pochi chilometri, separano Veneziano dal primo successo in carriera. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Successo che può portare Veneziano veramente bene anche in classifica. Anche la Costruttori recupera dopo lo scivolone di Baku. Poche curve, signori, poche curve. 9 ritiri, 8 inizi secondi, ma questa è un'altra storia. Adesso dobbiamo celebrare il talentissimo veneziano senza patente che va a vincere la sua prima gara su F1.19 e gol. Ultima chicane. E signori, è vittoria! È vittoria! Con il microfono, stavolta il microfono c'è! Yes! Woohoo! Well done, Hai guidato in modo fantastico, hai meritato di vincere la gara. Bravo Kume. Oh. E 10 anni dopo, 32 anni dopo, 116 anni dopo. Una gara che ha dell'incredibile. Il pilota ha dimostrato un'abilità senza precedenti e ha consegnato la vittoria alla Red Bull. E Luca, dimmi quel Grande che Kume. come ha ottenuto questo risultato? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano. Grandi fiori. Gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia. Yes, mi spiace per il microfono, porca mignottona, 10º Raikkonen. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Oggi si sono comportati alla grande in una oh gara yes, così difficile. Adrian Newey sul podio. Alzala Kume, alzala. E adesso Champagne! Ottimo. Andiamo delle classifiche. E ora vediamo come questi risultati il replay ce lo guardiamo sulla classifica piloti. Valtteri Bottas Bottas che roba. conquista la vetta della classifica piloti. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Per me siamo, Marco Felix. madonna che bella È molto mondiale. delicato quando si trova vicino ad Stupendo. altre auto. Raga, vi saluto qua, stavolta non faccio la cerimonia, cioè la faccio la... mostrato chiaramente. Come si configura il campionato madonna, l'intervista, però cerchiamo di trovare l'incidente che ha coinvolto tutte queste macchine. Stai zitto. Raga, un saluto dal Kume del Veneziano, mi scuso per l'inizio gara e godo per la vittoria per il Kume. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte Fanculo. mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. Ecco, un saluto al Kume del Veneziano, prima vittoria, mi spiace per il microfono. Ciao!